Tiana è un piccolo paese di 600 abitanti situato nella parte occidentale del Gennargentu, incastonato tra la Barbagia di Ololai e quella di Belvì, e la regione Mandrolisai. Il titolo per la manifestazione Autunno in Barbagia è Gualchiere, mulini e antichi sapori d'autunno. A Tiana si trova l'unico opificio ancora presente in Sardegna e forse anche in Europa, le Gualchiere. È un opificio che in passato veniva utilizzato e ancora oggi viene utilizzato per la follatura delle orbace. Lungo il Rio Torrei, che percorre tutta la vallata di Tiana, erano presenti 18 gualchiere e altrettanti mulini che venivano azionati grazie all'energia idraulica del fiume e quindi azionavano i macchinari lignei che sono posti all'interno degli opifici. Con la manifestazione Autunno in Barbagia si vuole far rivivere questi momenti dell'attività industriale di allora, quindi tutte le fasi della follatura, della macina del grano, della tessitura della lana fino ad arrivare alla produzione del panno tipico, appunto l'orbace. Assieme agli opifici e alle gualchiere si trovano situati anche dei mulini, quindi la stessa energia idraulica che veniva utilizzata per alimentare l'opificio gualchiera viene utilizzata per alimentare la ruota del mulino, che è a ruota orizzontale. Tiana era famosa per colture tipiche del fagiolo. Nella manifestazione Autunno in Barbagia questo prodotto viene esaltato in tutte le sue peculiarità. Uno chef famoso, Luigi Pomatta, che per l'occasione presenterà dei piatti tipici proprio cucinando il fagiolo tianese. Allora, di caratteristiche importanti troviamo, oltre ai fagioli, fagioli secchi, troviamo anche il pane tipico, il cosiddetto pane fresa, e il pistuda scungherda, cosiddette, che sono un prodotto tipico tianese, un calzone locale, dove all'interno c'è un impasto di cipolle e di carne di maiale che viene racchiusa all'interno di un fagotto e poi cucinata al forno. Le grosse folli non sono per Tiana, perché forse ancora non siamo in grado nemmeno di riceverle, però un turista attento e che quando va via rimane molto soddisfatto dell'accoglienza e di quello che ha trovato lungo i percorsi delle Cortese e lungo ciò che il territorio gli ha offerto. La manifestazione di Autunno in Barbagia è una grossa opportunità per un paese come Tiana, perché ci permette di far conoscere quelle che sono tutte le nostre attività, sia gastronomiche, sia artistiche e ambientali. L'aspettativa è quella di aumentare sempre di più il flusso turistico, ma non soltanto in occasione di Autunno in Barbagia, ma durante tutto l'arco dell'anno.